Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta su Gold 78 ogni domenica a partire da questa settimana alle ore 19 sino alle 20:30 e poi dopo alle 20:30, come tutti ben sanno, c'è l'appuntamento con la Champions Story. Oggi una puntata importante, qualche verdetto definitivo, soprattutto nel campionato di promozione. Insomma, sarà una puntata ricchissima. Vado subito a presentare naturalmente i nostri due ospiti che ci accompagneranno appunto in questa puntata numero 20 di Penalty. Saluto subito il portiere dell'Atletico Catania che oggi ha vinto una partita importantissima a Giare, non ai fini della classifica ma sicuramente per coronare sicuramente un girone di ritorno sicuramente importantissimo. Il portiere Stefano Caruso. Ciao Stefano, ben trovato. Grazie dell'invito. Complimenti, Grazie. Insomma avete fatto una parte finale della stagione pazzesca. Abbiamo fatto un giorno di ritorno veramente importante, noi siamo arrivati a dicembre come gruppo, la società aveva accumulato solo 11 punti e oggi siamo arrivati a 37, abbiamo acquisito la salvezza matematica e manca ancora una partita. Complimenti, complimenti. Voglio salutare anche mister Sirio Silvestri. Buonasera Ettore. Ben trovato. Grazie. Allora, come devo presentarti? Allenatore prossimo del Palazzolo Beach Soccer oppure allenatore giovanile della Catania Allievi Regionali? Come vuoi, come preferisci. Beh, intanto da mister. Sì. Beh, sì. su doppio, Ormai un doppio fronte in questa parte finale di stagione. Sì. Tra l'altro, insomma, con gli allievi siete quasi ormai nelle finali, pertanto insomma, c'è ancora da lavorare tantissimo e da sudare tantissimo. Manca una giornata anche per i piccoli, così Bene, come per i grandi, bene. Anche per i piccoli manca una giornata. Ci E giocheremo poi ci parlerei in anche tutto. del progetto Palazzolo Beach Sicuramente, Soccer. Perché insomma in questo sicuramente. momento il beach soccer, soprattutto nella provincia di Catania, è molto seguito. Sappiamo tutti della Catania Domus Bet che è arrivata a un passo dal titolo mondiale, pertanto è servito un po' da promozione ulteriore per questo sport che sta andando veramente per la maggiore. Complimenti veramente. Allora, siccome abbiamo tante cose da raccontare all'interno di questa puntata di Penalty, diamo subito il tabellino dei risultati del campionato di Serie D. Risultati che sono giunti oggi alla giornata numero 12. Marsala Castrovillari 0-0, Cittanovese Città di Messina 2-1, Bari batte Gela 2-1, Vaciriale batte Gea Virtus 4-1, Turris batte Locri 4-0, Nocerina batte Rotonda 3-2, Messina Palmese 2-0, San Cataldese batte Portici 3-2 ed infine pareggio tra Roccella e Troina. Una classifica che conferma sempre di più la leadership per quanto riguarda la squadra pugliese del Bari. Guardiamolo insieme questa classifica. Bari con 69 punti, 58 per la Turris, 47 per il Marsala, 44 punti per Aciriale e Cittanovese, 41 per Portici, 40 per Troina, Nocerina e Gela, 39 per il Castrovillari, 37 per la Palmese, 36 punti per il Messina, 31 per San Cataldese e Roccella, Locri 30 punti, 28 per il Città di Messina, 23 per Rotonda ed infine chiude la classifica la squadra messinese dell'Igea Virtus con 20 punti. Una prossima giornata interessante soprattutto per il discorso playoff ma anche e soprattutto per il discorso playout. Guardiamola, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 7 aprile. Città di Messina Aciriale, Nocerina Bari, Portici Cittanovese, Castrovillari Locri, Palmese Marsala, Troina Messina, Igea Virtus Rotonda, Roccella San Cataldese ed infine si chiuderà con Gela Turris. Allora voglio iniziare da Stefano Caruso. Devo dire che questo Bari un po' ce l'aspettavamo, una mezza delusione soprattutto per la stagione iniziale della Ciriale che poi in corsa ha migliorato il suo percorso, grazie al cielo adesso è altissimo in classifica, però insomma punti persi nella parte iniziale che hanno un po' compromesso, forse chissà, magari un sogno per cercare di contrabbattere questo Bari, oppure la differenza era troppo con questo Bari, secondo te? Penso che la differenza era ed è veramente tanta, ma perché il Bari è una realtà di altre categorie, anche se la Ciriale onestamente per il pubblico merita altre categorie, però ha perso troppi punti all'inizio, anzi poi è riuscita a fare una cavalcata importante con 9 risultati utili di fila. Bene, bene, quindi sotto questo punto di vista possiamo ritenere quasi positiva la stagione
Forse i tifosi non lo saranno sicuramente d'accordo con il nostro pensiero, però sostanzialmente da come sono partiti a come sono arrivati... Ad Acireale i tifosi mi sembra che non siano mai contenti. Mai contenti, mai Però contenti. dovrebbero essere contenti perché forse dopo tanti anni la Cireale è riuscita a fare un campionato importante. Quantomeno da vertice nella parte finale della stagione. Sei d'accordo, Sirio, nel classificare comunque sicuramente la Ciriale come squadra che nella seconda parte ha regalato delle belle emozioni ai propri tifosi, ma il Marsala, che nessuno si aspettava, in questo momento è al terzo posto solitario. Cioè Marsala che comunque non era partito sicuramente con quegli obiettivi. Beh, la classifica è netta, parla chiaro. Il Bari è di tutt'altra categoria, la piazza, per storia, la piazza soprattutto. Per tradizione è normale. Sappiamo tutti le vicissitudini del Bari, pertanto era anche normale una reazione all'azione penalizzante per quello che è stato la storia, ecco, del Bari. E tra le siciliane chi fa ti ha deluso? piacere. Chi ti ha deluso? Ma inizialmente forse un po' la San Cataldese? San Cataldese, anche se c'è stato il crollo anche delle Gea Virtus in un certo senso. Sì. In parte me l'aspettavo, il fatto delle Gea Virtus me l'aspettavo. Mi aspettavo qualcosina in più da parte del Messina. Del Messina. Anche se ma poi... anche loro hanno avuto dei grandi problemi, soprattutto nella parte iniziale. Esatto. Poi si sono ripresi, poi si sono ripresi facendo... anche attraverso un mercato importante. Riparatore, sì, esatto. Quindi sono società che hanno una storia ed è un peccato vederle girovagare e soffrire in questi campionati, campionati imprevedibili, perché quelli che il campionato di Lega Pro e il campionato di Serie D sono campionati imprevedibili. Pertanto quando vedi un Messina, una Cireale, un Marsala rosicare tra virgolette in questi campionati fa davvero male. Dispiace. Così come dispiace anche purtroppo il cammino del Canicattì in Coppa Italia Nazionale. Come tutti ben sanno è andata a finire 1-1 e poi si è perso ai rigori. La squadra di Terranova purtroppo davanti agli 11 metri non è riuscita a battere un Casarano che comunque in maniera determinata proprio nell'ultimo minuto, nell'ultimo assalto è riuscito a pareggiare nei tempi regolamentari e poi dopo vincere appunto davanti agli 11 metri che sono diventati fatali appunto per il Canicattì. Guardiamo il servizio. Il Casarano di Pasquale De Candia non molla di un centimetro. Dopo aver festeggiato grazie al pareggio del Capozza contro il Brindisi la matematica promozione in Serie D, i rossoblù portano a casa il pass per la semifinale di Coppa Italia Dilettanti. Al comunale di Ravanusa contro il Canicattì, Di Rito e compagni replicano l'1-1 dell'andata e sono più precisi dei siciliani dal dischetto, grazie anche a un super Giuliano. Dopo un primo tempo di studio con i salentini pericolosi solo con Agodirin e il Canicattì a passare a metà ripresa. Sugli sviluppi di un corner calciato da Comegna, Lupo prende il tempo agli avversari sul secondo palo e insacca alle spalle di Giuliano. È il vantaggio che varrebbe la qualificazione dei padroni di casa. De Candia cambia volto ai suoi inserendo Palma, Vergori e Touré e nel maxi recupero concesso dal signor Menozzi al 96esimo è Cianci a trovare il jolly che vale la batteria dei rigori, cross di Vicedomini e colpo di testa preciso che trafigge Iacono. 1-1 e 11 metri che diventano decisivi. Giuliano para sul Lupo, Di Rito e Morleo non falliscono, Rosella anche. L'errore di Comegna, terzo rigorista del Canicattì, è quello decisivo. Il centro di Vergori vale la festa e il pass per le semifinali dove il Casarano affronterà il team Nuova Florida, compagine militante nell'eccellenza laziale, vittoriosa nella doppia sfida con il Treppini Matese. È stato un vero peccato, insomma, non sfruttare questa possibilità per raggiungere anche il campionato di Serie D attraverso comunque un percorso un po' tortuoso della Coppa Italia. Chiaramente adesso sicuramente il Canicattì rivolgerà le proprie forze sicuramente nel campionato, in prospettiva anche playoff. Che ne pensi, Stefano? Anche loro secondo me sono stati sfortunati per il campionato che hanno fatto. In qualsiasi altro girone penso avrebbero vinto il campionato, anche lì hanno trovato un Licata che è spaziale, direi. Spaziale, giocatori importanti, certo, società importante, certo, piazza importante, quindi sono stati tra parentesi sfortunati. Io penso che adesso
La strada dei playoff è veramente difficile. È veramente difficile. Sono veramente certo, perché devi vincere poi chiaramente prima i tuoi playoff di girone e poi dopo insomma un percorso al di fuori dello stretto che non è mai facile. Sirio, ma secondo te è il Casarano che non ha mollato oppure forse evidentemente il Canicattì aveva pensato che ormai i giochi erano fatti, a tempo scaduto hanno insomma subito il gol del pareggio, la determinazione diventa fondamentale anche in questi momenti. Certamente. Prendere gol nei minuti finali. Guarda, nel frattempo guardiamo anche i calci di rigore che Sì, si sono sì. insomma vissuti in campo neutro. Dicevi quindi? Dico, prendere gol nei minuti finali è merito alla squadra avversaria nel crederci fino alla fine. Certo. Poi dei meriti tattici sta nella disattenzione, anche nel credere che possibilmente il risultato già era a portata di mano e vuoi o non vuoi abbiamo visto tante partite perdere. È vero. Al 98esimo. Stefano al 99esimo. dice adesso però il percorso anche con i playoff è sempre molto difficile. È un altro percorso, un percorso che ha una storia a sé, è un percorso abbastanza lungo, un mini campionato che purtroppo devi affrontare perché chi ne ha di più alla fine, parlo dal punto di vista atletico anche fisico e soprattutto mentale, chi ne ha di più alla fine riesce, al di là dei mezzi, della qualità che hai e al di là degli investimenti che hai fatto durante la stagione. E a Canicattì sono stati fatti super investimenti. Super investimenti, esatto. Quindi lasciarti sfuggire una stagione che all'inizio dell'anno era a portata di mano poi peserà. Certo. Tra l'altro, insomma, abbiamo anche sentito la voce di Enzo Monreale, che è il team manager del Canicattì. C'è dell'ottimismo, si chiude la stagione regolare e poi si parte chiaramente con questi playoff che a questo punto diventano fondamentali per il cammino direzione Serie D per il Canicattì. Bisogna voltare pagina e andare avanti, anche perché ancora abbiamo un obiettivo importantissimo che sappiamo qual è, che è quello dei playoff, e soprattutto mantenere questa distanza, ripeto, ci dà la possibilità di passare alle fasi nazionali e quindi accorceremmo gran parte del lavoro. Ma io dico che nei momenti difficili come questo escono fuori quelli che sono i valori o di una società o dei dirigenti o del presidente eccetera. Noi ci siamo subito ricombattati, abbiamo incontrato in una riunione, abbiamo fatto anche una cena diciamo con i giocatori cercando di sollevare il morale. Devo dire anche un'altra cosa, a questa cena con nostra sorpresa sono venuti i supporters ad incoraggiare, quindi i racinari ad incoraggiare la squadra durante questo incontro ed è stata una cosa piacevole. Comunque i ragazzi sicuramente da professionisti quali sono si rimborcheranno le maniche e si riconcentreranno a tracciare secondo me alla conclusione di questo campionato che speriamo ci porti dove meritiamo di. Bisogna puntare all'unico obiettivo che ci è rimasto, che è quello del raggiungimento dei playoff, e se è possibile farlo col distacco dei 10 punti ci dà una possibilità ancora in più per arrivare diciamo a questa agognata Serie D. Un in bocca al lupo dunque al Canicattì che adesso affronterà il tortuoso percorso dei playoff. Parliamo di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A, si è giocata oggi la penultima giornata, guardiamo i risultati, oggi 14ª giornata, Castellammare batte Cus Palermo 2-0, Città di Sant'Agata batte Mazzara 3-1, Dattilo Noir batte Partinico Audace 2-0, Canicattì batte Geraci 6-0, Licata batte Pro Favara 4-2, Mussomeli batte Castelbuono 5-0, Alba Alcamo 0-0, Nuova Caccomo batte Sport Club Marsala 3-1. Come tutti ben sanno, già dalla scorsa settimana il Licata ha vinto il campionato, quindi la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Ma guardiamo la classifica dopo questa 14ª giornata, Licata con 79 punti, Canicattì con 69, 57 per il Città di Sant'Agata, 52 Dattilo Noir, 50 Parmoval, 43 per il Mazzara insieme all'Alba Alcamo, 42 per il Geraci, 38 Castellammare, 37 Pro Favara, 35 Mussomeli.
Cus Palermo con 32 punti, 28 per la Nuova Caccamo, 26 Sport Club Marsala, 11 Partinico Audace ed infine il Castelbuono che chiude questa classifica già retrocesso da un paio di settimane con 6 punti. Si giocherà naturalmente anche domenica prossima, domenica sarà l'ultima giornata del girone di ritorno, domenica 7 di aprile 2019. Guardiamo il tabellino: Città di Sant'Agata Alba Alcamo, Geraci Cus Palermo, Dattilo Noir Canicattì, Licata Mazzara, Castellammare Nuova Caccamo, Mussomeli Partinico Audace, Parmo Val Castelbuono ed infine Sport Club Marsala Pro Favara. Prima di andare a vedere la grande festa del Licata, voglio sentire un po' il parere anche dei nostri ospiti. Iniziamo con Stefano. Licata che è partito con un favore a suo vantaggio, cioè quello di avere comunque lo scorso anno sfiorato il passaggio in Serie D. Grande quadro organizzativo all'interno della sua società, conferma su alcuni nomi importanti e quest'anno neanche il Canicattì è riuscito insomma a superarlo. Hanno, ripeto, giocatori importanti, importantissimi per la categoria. Hanno praticamente 11 titolarissimi, altri 11 in panchina e tribuna, praticamente potrebbero fare 2 squadre. Quindi non hanno nemmeno il problema se hanno infortuni, squalificati, quindi questa è stata la loro forza, oltre ad avere una società veramente importante alle spalle, certo, che ha speso tanto e che hanno voluto fortemente questo obiettivo. Vincere non è mai facile. Hanno un allenatore che è uno dei più bravi in queste categorie Campanella. E poi hanno una piazza che è veramente importante. Il Bassato, oltre al piacere di giocare il contro davanti a 5.000 spettatori, è veramente una delle piazze più belle forse nella Sicilia. È vero. Licata che è una piazza importante, caro Sirio, una piazza che ha assaporato la Serie B, certo tantissimi anni fa, il calcio è cambiato, però è anche vero che una realtà come quella di Licata è giusto che ritorni a vivere emozioni che un campionato professionistico regala. Sì, certo, Licata che comunque ha avuto per storia e tradizione un allenatore come Zeman, che io ho avuto il piacere di avere a Foggia. E quindi sai benissimo. So benissimo che caratura ha questo allenatore. E poi giro i complimenti al mister Campanella, che è un allenatore carismatico, un allenatore di categoria. Vincere un campionato a Licata non bisogna avere soltanto dei grandi giocatori e un grande pubblico, ci vuole anche un grande allenatore per vincerli i campionati. Esatto, ma anche dal punto di vista, io ritengo soprattutto caratteriale, perché tenere a bada, tra virgolette, un potenziale di rosa, no? Che così forte, potrebbero essere tesoro per tutte le squadre. Sono d'accordo. Ci vuole una capacità gestionale, ma a livello mentale incredibile, e quindi sai, Campanella in questo è stato è stato straordinario. È vero. Poi 10 punti di vantaggio dimostrano che il campionato è stato vinto nettamente, ma anche e soprattutto per un'organizzazione a livello di staff incredibile, perché ricordiamo Claudio Cammarata, che è stato anche il nostro ospite. Esatto. Un'organizzazione societario importante. Insomma, c'è un pizzico di Catania in questa vittoria del Licata, con orgoglio lo possiamo anche dire ad alta voce. Le vittorie si programmano. Certo, e a Licata sicuramente l'hanno è stata programmata questa vittoria. È vero. Adesso guardiamocela questa bella festa del Licata che ritorna dopo qualche anno in Serie D, sperando già dalla prossima stagione che possa diventare veramente un ulteriore trampolino verso i professionisti. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati con il Biagio Fresina di Sant'Agata di Militello, dove oggi per la 28ª giornata di campionato si affrontano il Città di Sant'Agata ed il Licata. Oggi 24 marzo 2019 si disputa una finale. Lo giudice avanza, c'è la sovrapposizione di Zingales, per servito Saverino, c'è calcio di rigore. Parte Cicirello, il tiro e la parata di Valenti, esplode il Fresina dalla parte di tifo giallo-blu. Doda sul fondo, palla bassa e c'è il gol di Roberto Assenzio. Il Licata è in vantaggio a Sant'Agata. Licata in vantaggio con Roberto Assenzio che va in gol dopo il palo di Davide Testa e va a prendersi l'esultanza sotto la gradinata che è occupata dai tantissimi supporters giallo-blu. Quasi al 25esimo a Sant'Agata parte Gatto, supera la barriera, Valenti coi pugni, attenzione al tiro e il gol
ha segnato Giorgio Cicinello, pareggia il Sant'Agata, non eccepibile l'intervento di Valenti. Adesso convinto il corner, palla sul primo palo, la tocca soltanto De Cannavo, palla che resta lì, e il gol, ha segnato il Licata, ha raddoppiato Totò Maltese, forse il gol che vale la Serie D, è arrivato al minuto 78, Totò Maltese sulla linea di porta, grosse le proteste dei giocatori del Sant'Agata, ha segnato il Licata e il Licata vince il campionato di Serie D con questa vittoria a Sant'Agata, vince giocando da grande, vincendo sul difficilissimo campo del Sant'Agata che ha giocato un'ottima partita. Il Licata in Serie D. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che ci eravamo prefissi all'inizio del campionato, cioè andare in Serie D. Ci siamo riusciti, tanti sacrifici e penso che l'abbiamo meritato, ma soprattutto lo meritano questi splendidi tifosi che ci hanno seguito in tutte le trasferte e sinceramente io personalmente questa promozione in Serie D la dedico a loro. Questo è il coronamento di 2 anni di sacrifici, di tante notti in bianco, di togliere delle risorse importanti sia economiche sia in termini di tempo alle nostre famiglie per dedicarlo a un territorio. Questa è la risposta che sognavamo da 2 anni e finalmente è arrivata. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, così mettendo appunto, come dicevo poc'anzi, le nostre risorse e le nostre competenze a disposizione di questo territorio. Speriamo anche che il territorio, così come l'amministrazione, ci dia una mano, perché adesso comincia il bello. Una vittoria per tutta la città, per i nostri concittadini, una vittoria che si aspettava da tempo. La città ormai si sentiva abbandonata da tante cose, compreso il calcio. Questo è l'inizio di un percorso importante per la nostra città, è una speranza che si riapre nel cuore dei nostri concittadini. Io so che la nostra città sarà disponibile ad aiutare la squadra calcio, perché andare in Serie D sarà un problema economico, oltre che organizzativo e amministrativo, e le capacità questi dirigenti ce l'hanno. I ragazzi hanno la volontà di andare avanti e di fare bene, ma noi li dobbiamo aiutare. Noi come comune non lo so che cosa potremo fare, ma sicuramente la città potrà fare molto, dando un contributo emotivo, come stanno facendo stasera, che è mezzanotte e sono ancora qua a festeggiare, ma dando anche un contributo economico. Verranno incontro alla città, perché il calcio è turismo, è sport, è economia ed è tutto quello che serve a questa città, assieme a tutte le altre cose, assieme a tutti gli altri volani, l'agricoltura, la pesca e il turismo.
Il grande ritorno in Serie D per quanto riguarda il Licata, abbracciamo chiaramente tutti i tifosi, complimenti, state ancora vicino alla vostra squadra anche e soprattutto la prossima stagione. Adesso voltiamo pagina perché il girone B del campionato di eccellenza devo dire che regala emozioni domenica dopo domenica, anche in questa domenica un risultato su tutti a sorpresa ed è tutto rimandato naturalmente alla prossima ultima giornata. Guardiamo il tabellino di questa 14ª giornata del girone di ritorno. Atletico Catania batte Giarre 1-0, Terme Vigliatore e Biancavilla 1-1, Palazzolo batte Città di Rosolini 3-0, Paternò batte Ionica 1-0, eccolo qua il risultato a sorpresa quasi a tempo scaduto, pareggio del Santa Croce 2-2 contro il Marina di Ragusa, Catania San Pio X batte Realaci 5-1 ed infine Città di Scordia batte Milazzo 3-0, ha riposato il Camaro. Guardiamola questa classifica perché veramente fa terrorizzare un po' tutti quelli che soffrono di cuore perché la prossima domenica sarà una domenica importantissima. Marina di Ragusa in testa con 54 punti, a 53 il Palazzolo, a 50 il Biancavilla, 46 per il Paternò, 41 per il Milazzo, 39 Santa Croce, 38 Camaro, 37 Atletico Catania e Giarre, 33 Terme Vigliatore, 32 per Città di Scordia e Catania San Pio X, 25 per la Ionica, 23 Città di Rosolini, 8 punti per il Realaci. Sapete perché è molto importante il prossimo incontro? Perché il prossimo incontro, incredibile ma vero, è il big match Marina di Ragusa Palazzolo. Guardiamo il tabellino perché la prossima domenica sicuramente si deciderà finalmente la squadra che vince questo girone B del campionato di eccellenza. Questi gli incontri: Realaci Camaro, Biancavilla Catania San Pio X, Ionica Città di Scordia, Atletico Catania Paternò, Milazzo Santa Croce, Marina di Ragusa Palazzolo, si giocherà al Selvaggio di Ragusa, Città di Rosolini Terme Vigliatore, riposerà invece il Giarre. Allora, iniziamo da chi ha avuto modo di incontrare sia il Marina che il Palazzolo. Stefano Coruso, portiere dell'Atletico Catania, secondo te come andrà a finire? Perché veramente è diventato un terno all'otto questo girone B del campionato di eccellenza. Guarda, 2 settimane fa dissi che il Marina di Ragusa fa il miglior gioco dell'eccellenza. E su questo io credo che un po' tutti siamo ancora d'accordo, Ho incontrato il Palazzolo 2 settimane fa nel recupero che abbiamo fatto nell'infrasettimanale. Sì. Ho avuto l'impressione di una squadra che stava iniziando a prendere quadratura e stava iniziando a capire cosa volesse il proprio mister. E secondo me non a caso ha vinto a Biancavilla e non a caso oggi è riuscita a spazzare via il Rosolini e si è portato a giocarsi questo campionato l'ultima giornata in casa del Marina. Guarda, come andrà a finire? Perché voglio sentire subito un tuo pronostico, perché sarà veramente un terno all'otto, anche se chiaramente il Marina gioca con 2 risultati su 3. Secondo me il Palazzolo ha qualcosa in più a livello di esperienza che potrebbe fargli vincere la partita. Quindi vedi più il Palazzolo che il Marina? Per esperienza probabilmente sì. Se ti devo dire sul gioco ti direi Ragusa, però onestamente in eccellenza conta anche l'esperienza e credo che il Palazzolo ne abbia qualcosina in più. Sirio, io credo che, ha detto bene Stefano, l'esperienza può giocare a favore del Palazzolo perché all'interno di quella squadra ci sono giocatori che la sanno lunga, lo stesso mister Catania insomma non è l'ultimo arrivato, senza nulla togliere chiaramente anche a Utro, però sarà una partita da vedere, da assaporarsi per tutti i 90 minuti. Secondo te come andrà a finire? Ma sarà una partita sicuramente, la classica partita di cartello, che viene voglia di vederla. Viene voglia anche quasi di giocarla, certo, perché insomma ha fatto il calciatore come te. Sì, è vero, l'esperienza alla fine può fare anche la differenza. C'è da capire con quale condizione, lo status mentale, lo status atletico delle 2 squadre. In questo momento il Palazzolo credo che ci arrivi più preparato. Quella cosa in più che ha è proprio dal punto di vista anche mentale, soprattutto. Ecco. Sai, quando tiri un campionato sempre prima in classifica, è un po' come la Juve Stabia col Catania. È vero, no? è vero.
il Trapani oggi ha rosicchiato qualche punto e domenica prossima c'è Juve Stabia Trapani, quindi sai, l'atteggiamento mentale potrebbe fare la differenza. Quindi questo Palazzolo, che in questo momento viene da risultati importanti su tutti, anche la vittoria difficilissima contro il Biancavilla, è sicuramente favorito. Mentalmente sì, Mentalmente penso di sì. sì, Però, anche se rincorrere, sai, a volte ti sprechi tante energie. Sprechi tante energie, però è anche vero che insomma dal punto di vista energetico, dal punto di vista si gioca una atletico. partita talmente importante Sì, che non sì, bisogna sì, pensare insomma di non mollare sicuramente negli ultimi 90 minuti. Assolutamente. No. Stefano, secondo te quale potrebbe essere il fattore più importante nel vincere questa partita? Cioè il fattore fortuna, il fattore preparazione mentale, preparazione tecnica e soprattutto tattica? Io penso che più che altro sarà lo spirito con cui affronterà questa partita il Milan di Ragusa, perché secondo me dentro di loro in questo momento è subentrata una paura di perderlo questo campionato, perché l'hanno avuto nelle mani. Stai leggendo bene questa situazione, complimenti Stefano, secondo me ora in questo momento dentro di loro subentra la paura, quindi se inizieranno la partita con la paura di rovinare un'annata, credo che alla fine poi l'esperienza del Palazzolo possa portarli a vincere questo campionato. È vero, è vero, è vero. Sirio, a questo punto, dal punto di vista tattico, sì, ci sarà da lavorare in settimana, però poi quale sarà la spinta per entrambe per vincere questa partita? Ma io penso che la partita duri 90 e più minuti. È vero. Quindi facciamo 96-97, se non succede niente. Esatto. Se non succede non niente. c'è il VAR, quindi non c'è il VAR, quindi insomma. alla fine, voglio dire, sarà una partita, con questo voglio dire che sarà una partita che si giocherà fino all'ultimo minuto, nessuna delle due squadre regalerà niente, anzi mi auguro che sia una partita sana, però sai, il più delle volte queste partite possono anche trascendere a situazioni poco piacevoli. Esatto, perché la posta in palio è troppo alta. Quindi la differenza, al di là dei sistemi di gioco, al di là del tatticismo, dell'interpretazione tattica, io credo che chi mette più tranquillità, più serenità a quello che è lo svolgimento della partita. Parli troppo da mister, però, ecco, Sirio. ecco. Vabbè, è un complimento. Sì, grazie. Alla fine io credo che possa portare a casa la vittoria finale del campionato. È vero. Insomma, se avete la possibilità andate a Ragusa settimana prossima, perché questo incontro sarà sicuramente un incontro di cartello che sarà vissuto anche attraverso gli spalti, perché sia il Marina ma soprattutto il Palazzolo insomma hanno un po' di seguito e quindi sarà veramente bello da vedere anche lo spettacolo in tribuna, giusto? Sicuramente sì. Noi tifiamo Palazzolo. Anche perché... Tu tifi Palazzolo perché insomma fai parte dell'entourage del Palazzolo Beach Soccer ed è giusto ed è giustissimo. Tifiamo per la nostra famiglia, ovviamente. Sentite, ma e poi dopo parliamo dell'Atletico che oggi ha vinto una partita molto bella contro il Giarre, ma questo Biancavilla ha proprio mollato nelle ultime 2 o 3 domeniche, stranamente, perché sembrava messo bene sotto questo punto di vista. Mollato relativo, perché se oggi il Biancavilla riusciva a vincere a Terme, l'ultima giornata, se puta caso poteva Marina e Palazzolo sfruttare, pareggiavano, loro potevano arrivare allo spareggio col Marina. Quindi evidentemente in questo momento il Biancavilla non è... Hanno preso un Terme che aveva fame di punti per la salvezza. Perché non è facile giocare a Terme. E poi, scusate, ha tirato la carretta per tutta la stagione, ci può anche stare che nella parte finale, insomma, perdi un po' di smalto, perdi anche un po' di convinzione. Cambi di allenatore, un po' quello di all'inizio della stagione. Ma sai, quando progetti e non progetti in una certa maniera, poi è difficile recuperare dopo. Sì, tu che ne pensi invece di questo Biancavilla e di questo Paternò, perché sta cercando di agganciare i playoff in una posizione importante? Io penso, come ricollegandomi al discorso di Stefano, che le vittorie vanno programmate. Sì. Cominci con un allenatore, programmi le vittorie e costruisci la squadra in base al tuo atteggiamento tattico. I cambi di allenatore non portano mai a nulla, portano qualcosina, un po' di entusiasmo, a livello di entusiasmo, poi
Se l'allenatore esperto è in grado di stravolgere, resetta tutto, resettare, allora resetta il tutto ed entra nelle teste dei giocatori. Un po' anche come è successo al Palazzolo, no? Perché con l'innesto di Sebbi Catania ha portato un po' di qualità mentale a questi giocatori che a metà campionato, per il potenziale che avevano, effettivamente non rendevano. Voglio sentire una battuta sul Paternò però, Sì, il Paternò, guarda, Biancavilla, Paternò... In fatto di allenatori che ha cambiato, insomma il Paternò è stato principe questa stagione. Sai, sono squadre che potevano tranquillamente lottare fino alla fine per il campionato. Qualche punto perso per strada, poi dopo è diventato esatto. Perché insomma, cambiando negativo. allenatore c'è da considerare che si cambia anche metodologia di lavoro. Sì. La metodologia di lavoro dal punto di vista atletico ti porta anche ad arrivare col fiato corto. È vero. Pertanto io non mi meraviglio se nelle ultime 3-4 giornate, in base agli incroci, ci sono anche risultati eclatanti che non ti aspetti. Come ad esempio appunto il Santa Croce che ha portato il Marina al pareggio, che potrebbe diventare anche fondamentale per la classifica finale. Però se parliamo di Paternò, tu da ex Stefano, sono andato via a dicembre. Sei andato via a dicembre, volendo non è che sia andato via da tanto tempo. Insomma il Paternò però se la giocherà secondo me ai playoff. Allora, è sicuramente nei playoff con la vittoria di oggi, quindi quasi matematicamente in una posizione importante. Matematicamente perché il Milazzo il Milazzo oggi ha perso. Ci sarà quasi sicuramente Biancavilla Paternò, quindi un derby nei playoff. Ne ho fatti 2 e ti devo dire che è una partita molto particolare, la sentono molto. Certo. Purtroppo a Paternò stanno pagando una partenza lenta. Ma alcune scelte sbagliate, comunque sia un ambiente che non è stato molto sereno. E tu come mai sei andato via da Paternò? Perché insomma l'anno scorso... Guarda, io sono andato via da Paternò prima di tutto perché l'Atletico mi ha fatto un'offerta importante soprattutto per il futuro della mia famiglia, offrendomi anche un posto di lavoro. Ah, bene, allora sono doppiamente contento di questa Quindi ho fatto una scelta di vita. Hai fatto bene, Non sarei mai andato via da Paternò perché il presidente per me è stato come un padre. Ivan Mazzamuto, che salutiamo. I tifosi sono spettacolari, mi sono stati sempre vicino anche nei momenti bui come quest'anno, perché lo so io, come lo sanno anche loro, che inizialmente la stagione non l'ho vissuta felicemente, ma per un mio non star bene all'interno di un gruppo, io onestamente non sentivo gruppo. Vicino? No, ma non sentivo più gruppo. Ho capito. Famiglia, io ho cercato la famiglia e ti devo dire che nell'Atletico Catania abbiamo trovato una famiglia. Insomma il cambio ti ha portato bene, perché poi hai fatto onestamente una seconda parte di stagione di grande qualità. Trovato onestamente benissimo con il mister, non ci siamo riusciti a trovare bene, ma ci sta anche questo. Ci sta anche questo. Allora parliamo di questo Atletico Catania, chiudiamo così la prima parte della nostra trasmissione. Atletico Catania che insomma come al solito all'inizio della stagione soffre tanto, c'è un momento di sbandamento, poi si resetta tutto, il presidente ritorna di nuovo in prima persona a gestire il tutto. A dicembre avete fatto una squadra che, guardando i risultati e i punti acquisiti, a questo punto c'è da dire che avrebbe potuto, chissà, magari essere inserita nel novero delle squadre dei playoff. Se andiamo a vedere il nostro giro di ritorno, avete fatto un giro di ritorno pazzesco. Da primi posti quasi in classifica. Da primi secondi, quindi saremmo stati lì. E c'è quindi del rammarico? C'è del rammarico soprattutto da parte della società, perché ha realizzato che effettivamente, tornando al discorso della programmazione, si avrebbe programmato prima, magari oggi si parlava di altro. È vero, all'inizio della stagione hanno avuto problemi con il campo, poi dopo è stato assegnato un campo che, come tutti ben sanno, è un campo ma non è un campo da calcio, perché il terreno è in condizioni pessime. Il presidente ogni volta giustamente si amareggia sempre quando parla della sua struttura. Forse finalmente ci sarà un'evoluzione su questo discorso e ne speriamo sia loro che noi, perché l'Atletico Catania merita una casa, perché l'Atletico Catania, non ci dimentichiamo, che è la seconda squadra a Catania dopo il Catania. Sì, è vero. Penso che sia doveroso dare un campo a questa società che ha fatto tanto. Abbiamo fatto, ora lasciando stare i dati, i numeri, abbiamo fatto veramente un miracolo. Abbiamo iniziato il campionato praticamente a 11 punti, quando tutti ci davano per spacciati, invece oggi siamo, ripeto, con la vittoria oggi a Giari ci siamo salvati matematicamente ed è stato un grande obiettivo
merita un plauso sia la società, il presidente, non dimentichiamo il direttore Maimone, Sì. che per noi è stato l'artefice, diciamo, di tutta Il questa collante situazione. fondamentale, E è il vero. mister che ha avuto grandi difficoltà, perché è vero che abbiamo fatto una grande squadra, ma eravamo veramente pochissimi. Eravamo è vero, 11-12 contati e quando già ti viene a mancare un tassello iniziamo a Io mi auguro che per la prossima stagione, insomma, il presidente abbia un obiettivo già dall'inizio, quello di essere una squadra con la Serie D stampata in testa, perché se no si rischia di fare un'altra ennesima stagione interlocutoria, sperando anche che il campo, insomma, venga sistemato e finalmente si possa dire che l'Atletico gioca in un campo, dicasi campo da calcio. Noi ci auguriamo sicuramente che il presidente il prossimo anno, come noi sappiamo, abbia questa grande voglia che ha, perché è veramente un grande uomo e un grande presidente, perché Sono d'accordo. l'ha dimostrato e l'ha dimostrato con i fatti. Noi siamo una società che ci manca solamente l'ultimo stipendio, non so quante società in eccellenza onestamente all'ultima partita sono Non parliamo di in stipendi, linea, però, in linea con non gli parliamo di stipendi. stipendi, rimborso Quindi, spese. Nel quelli campo che dilettantistico però è giusto chiamarlo rimborso sono- spese, anche se in Sicilia non è rimborso spese ma è stipendio. Però è diciamo, un particolare importanza. Certo, soprattutto no, in questo eccellenza sicuramente, certo, non è assolutamente, facile. concordo. Quindi un plauso va soprattutto a lui come società, al direttore, al Vedo che mister Sirio e- sorride e quando a tutti dicevo quanti. stipendi, rimborso Sì. spese. Non voglio andare contro questa cosa qui molto, molto siciliana, ma di dilettanti stiamo parlando e non possiamo parlare di stipendi, anche se poi sono degli stipendi, ma ufficialmente sono solo rimborsi spese. Non solo siciliana, molto terronica è questo pensiero. Molto terrone. Diciamo, Per- mettiamoci dentro Calabria, Sì, Campania, sì. Molise. È un po' per mentalità, siamo abituati a chiamare stipendio rimborso spese, quando effettivamente, come dici tu, al nord si parla di rimborso spese. È vero, è Perché vero. possibilmente si parla di stipendio perché ci sono giocatori che non lavorano e che Vivono di calcio. Vivono di calcio. E questo Al è il grande nord- problema, Al nord c'è un altro sistema. C'è quel sistema che possibilmente la mattina e il pomeriggio lavori, alle 8 E poi di la sera sera ti vai ad alleni, allenare. E quindi Non là penso proprio che subentra- cambierà questa mentalità tutta sudista. Assolutissimamente, Vabbè. assolutamente. Anche perché noi del sud il calcio lo viviamo in maniera intensa. È perché abbiamo poche squadre professionistiche. Esatto, Questa qua è esatto, una grande causa Però è di tutto difficile questo. anche cambiare ciò, perché al nord quasi tutti i presidenti delle squadre anche in Serie D hanno aziende, Hanno aziende e fanno danno lavoro lavorare anche ai i ragazzi della giocatori, squadra. quindi si possono permettere di È allenarsi vero. alle 8 di sera e quindi in quel modo poi diventa un Potrei rimborso risponderti dicendoti che comunque la mentalità del presidente in una squadra dilettantistica, se prima era legata ai famosi contributi che insomma le amministrazioni regalavano, adesso se non sei un presidente con un bel portafoglio non puoi fare neanche più la squadra, e quindi questa è anche una mentalità che va cambiata. Ci fermiamo qui, abbiamo chiuso la parentesi Serie D e dei due gironi del campionato di eccellenza. C'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio, parleremo del campionato di promozione, del campionato di prima categoria e parleremo anche di beach soccer, che insomma qui abbiamo l'allenatore del Palazzolo Beach Soccer Sirio Silvestri, che quest'anno affronterà un difficile campionato che quest'anno è diviso in due, no? Sì, sì. Adesso poi ne parleremo, il campionato di Serie A appunto di beach soccer. Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle 20:30, poi naturalmente a seguire la storia della Champions League. Oggi ci sarà la puntata numero 9 e la prossima
quella di conclusione domenica appunto 7 aprile 2019. Vi ricordo che siamo anche in diretta streaming su www.telerent.net, siamo anche sulla pagina Facebook Tortorici Ettore, nonché sulla pagina Facebook di Penalty. Iniziamo questa seconda parte parlando del campionato di promozione, dove abbracciamo tutti i tifosi di Ragusa e di AC Catena che questa domenica, con dei risultati positivi, entrambe hanno vinto, volano verso il campionato di eccellenza per la prossima stagione. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti i giocatori e tutti i tecnici che dopo una lunga stagione hanno coronato un sogno. Parliamo dei risultati, parliamo subito del girone A, eccolo qua. I risultati di questa 14ª giornata: Folgore batte Don Bosco Partinico 2-1, Gattopardo batte Monreale 2-1, Salembi batte Camarat 4-1, Olimpica Akragas batte Libertas 2010 4-1, il big match tra Don Carlo Misilmeri e Oratorio San Ciro e San Giorgio è finito 1-1, quindi tutto è mutato in testa in questo girone A. Albatros Lercara Vallelunga 1-1, Balestrate Villabate 2-2 ed infine vittoria del Casteltermini 5-1 contro il Vis Borgo Nuovo. Guardiamo la classifica e ce la conferma appunto che è tutto rimandato alla prossima settimana. Il big match di questa domenica si è concluso in parità, pertanto Oratorio San Ciro e San Giorgio e Don Carlo Misilmeri sono in testa con 69 punti. Segue a 63 il Salemi, 58 per l'Olimpica Akragas, 54 Monreale, 53 Casteltermini. Con 43 punti abbiamo Folgore e Albatros Lercara, 41 per il Vallelunga, 33 per Don Bosco Partinico, 30 per il Balestrate, 26 Camarat, 25 Gattopardo, 22 Villabate, 17 Libertas 2010 ed infine Vis Borgo Nuovo con 13 punti. Parliamo subito con il nostro ospite, parliamo con Stefano. Don Carlo Misilmeri e Oratorio San Ciro e San Giorgio hanno chiuso in parità questo big match, tutto rimandato alla prossima settimana, non è escluso anche uno spareggio. Chissà come andrà a finire. Certamente questo girone A di promozione è stato ingarbugliato sino alla fine, perché anche il Salemi e una ritrovata Olimpica Akragas poteva aspirare a vincerlo questo girone. Sì, penso di sì, questo è stato un girone molto equilibrato, sicuramente a questo punto, tranne qualche passo falso l'ultima giornata, probabilmente si farà lo spareggio e poi lì sarà una tipica partita da 1x2. Quindi... Abbiamo qualche immagine e questo ci serve per far capire che comunque sia Marineo ma soprattutto Don Carlo Misilmeri lotteranno sino alla fine, sperando a questo punto anche in un passo falso, perché sai Sirio, anche gli ultimi 90 minuti diventano anche di tensione, anche se volendo le partite sono abbastanza abbordabili. Certo, diventano stressanti. Stressanti, è vero. Qua a questo punto chi ne ha di più la spunterà sicuramente. È vero. Poi non si sa, se parliamo di spareggio o meno non lo sappiamo. Vedremo come andrà a finire. Sono due compagini che hanno meritato questa classifica. Certamente, forse sia il Salemi che l'Olimpica Akragas avrebbero tentato, secondo me, con più convinzione di aggrapparsi a questo duo, però è anche vero, insomma, c'è sempre il percorso playoff. Sulla Don Carlo Misilmeri è una realtà che da qualche anno a questa parte, Sirio, sta lavorando molto bene. Probabilmente, insomma, l'eccellenza può diventare anche un obiettivo importante. Chi lavora bene è giusto che poi si prenda i meriti e i risultati, e quindi noi facciamo sempre il tifo per le squadre siciliane che possano avere alla base una programmazione a lungo termine. E sull'Akragas che ne pensi? L'Akragas sta ripartendo da zero. Sì. Purtroppo dispiace quando qualche squadra siciliana non riesce ad avere una programmazione e un progetto a lungo termine. Questo è quello che dispiace, perché poi disillude tanti giovani che si approcciano nel mondo del calcio e che tentano le fortune in queste categorie credendo
E sognando il calcio da bambino, no? È vero. Dico, non è il Si calcio sogna, che si sognavo sogna, si esatto, sogna. esatto. Parliamo adesso del girone B del campionato di promozione. Come tutti ben sanno, la Cefaledium la scorsa domenica ha raggiunto matematicamente appunto la vittoria in questo girone di promozione. Guardiamo i risultati di questa 14ª giornata, sottolineando chiaramente ancora una volta come la Cefaledium abbia un po' giocato sullo stress, no? Cioè si è talmente scaricata che ha perso una partita abbordabile con il Sant'Anna per 3-2. Questo è il tabellino comunque. Acquedolcese batte Acquedolce 2-1, Città di Gangi batte Altofonte 1-0, Sant'Anna che batte la Cefaledium 3-2, Casteldaccia batte Bagheria 2-1, Rocca di Caprileone e Lascari 1-1, Gioiosa batte Torrenovese 2-0, Milazzo batte Sant'Angiolese 1-0 ed infine vittoria del Sinagra 3-1 contro il Due Torri. La classifica già abbastanza definita, con la Cefaledium con 66 punti vincitrice di questo girone B, e poi a seguire Acquedolci con 62, 54 per il Gangi, 53 per il Sant'Anna, 50 per la Sant'Angiolese, 45 Torrenovese, 43 Milazzo, 37 Sinagra, 36 Bagheria, 35 Acquadolcese, 32 Due Torri, 31 Rocca di Caprileone, 28 per il Lascari, 26 per il Città di Casteldaccia, 25 per Gioiosa e Altofonte. Complimenti a Cefalù, complimenti. Adesso aspettiamo una bella stagione prossima in quel di Cefalù, perché quella è una piazza che merita ampiamente categorie di grande qualità. Parliamo adesso del girone C del campionato di promozione. Abbiamo già anticipato della straordinaria stagione della Cicatena, che raggiunge il campionato di eccellenza per la prossima stagione. Guardiamo il tabellino di questa 14ª giornata. Aci Sant'Antonio batte Academy San Filippo 4-0, Aci Catena vittoriosa a Via Grande per 2-1, Città di Mascalucia batte Villafranca 1-0, Ciclope Bronte batte Città di Misterbianco 4-0, Gescal batte Torregrotta 3-1, Sporting Taormina batte Giardini Naxos 2-0, Carlentini Sporting Pedara 1-1. Ha riposato il Motta. Come avete potuto ben vedere, lo Sporting Pedara si è fermato a Carlentini, ma hai detto bene Stefano, Carlentini è una piazza difficilissima. Oggi vincere a Carlentini sarebbe stato un miracolo per lo Sporting Pedara, che aveva un risultato assoluto, quello di non lasciar scappare via il gruppo di Giannetto. Ma come ti ho detto poco fa, vincere a Carlentini non è assolutamente facile, anche se il Pedara ha un'ottima squadra di categoria, giocatori importanti, ma Carlentini è altrettanto un'ottima squadra, aveva bisogno di punti per i playoff, quindi ripeto, non era assolutissimamente facile vincere oggi a Carlentini. Facciamo i complimenti alla Cicatena, certo. Il mister Vittorio Iemma, che è un sono grande contento per amico, Vittorio, sono contento per Vittorio, grande uomo traguardo. Dentro e fuori il campo. Un grande uomo, È vero, si merita questo traguardo come se lo merita la città di Cicatena, che è stata una grande piazza. Io ho avuto il piacere di giocarci 4 anni in Serie D. E quindi sai benissimo cosa fanno felicissimo. I tifosi per la propria squadra. Cicatena, nel frattempo possiamo vedere anche qualche immagine. Sirio, una Cicatena che adesso ha un obiettivo fondamentale, secondo me: ben figurare anche nella prossima stagione, e a Cicatena secondo me è pronta per un campionato di qualità in eccellenza. Certo, no, hai ben detto, perché comunque l'entusiasmo del momento sì, ti porta a goderti quella che è la promozione adesso, ma l'entusiasmo della piazza con il presidente, i giocatori e lo staff in generale ti deve portare comunque a programmare la stagione successiva. Sì. Una stagione che imprevedibilmente, come è stata quest'anno, potrebbe portare dei risultati. Potrebbe essere la sorpresa quindi per la prossima stagione. Sì, potrebbe, qualora si mantenesse lo stesso gruppo, qualora si mantenessero gli stessi principi, perché poi qualche aggiustamento insomma ci vuole, no? Aggiustamento uomini da eccellenza, sì. Senza nulla togliere ai ragazzi che hanno vinto la stagione. Sicuramente ci vogliono giocatori di categoria, però quello che non deve mancare in una programmazione sono i principi contenuti. Sono d'accordo, ma io credo che insomma sia lo staff tecnico sia societario avranno già studiato una buona soluzione per la prossima stagione. Tra l'altro
l'altro adesso finalmente giocano nel loro stadio comunale, quello che più si addice ad una squadra di valore, senza nulla togliere al mitico Bottino che è crollato quest'anno, proprio a dimostrazione che le strutture, quando sono fatiscenti, poi alla fine prima o poi debbono chiudere i battenti. E va bene, va bene. Complimenti dunque alla squadra di Ienna, sottolineando tra l'altro anche della stagione dello Sporting Pedara. Stefano, anche loro insomma non hanno scherzato, hanno tirato fino a che è stato fattibile, poi insomma questo Acicatena nella parte finale con tutte quelle vittorie di seguito ha distrutto poi le residue speranze. L'Acicatena le ultime giornate contro il calendario del Pedara aveva un calendario un po' più facile, diciamo. Il Pedara ha preso praticamente nelle ultime 4 partite la quarta, la quinta e la sesta, quindi era probabile che perdessero qualche punto, come è successo a Carlentini. Ma ci può anche stare. Ma ci può anche stare. Hanno provato a rincorrere la Acicatena, ma penso che il crocevia è stato lo scontro diretto con il pareggio 1-1 lì. È vero, è vero. Complimenti dunque alla Acicatena, ma complimenti anche alla squadra di Ragusa che ritorna nel campionato di eccellenza, una stagione straordinaria guidata in maniera ferma e decisa da una dirigenza tutta catanese, con in testa, oltre al presidente D'Amico, anche dal suo direttore Santo Palma, e siamo sicuri che anche la prossima stagione Ragusa avrà voglia di fare un campionato da numeri 1. Guardiamo i risultati di questa 14ª giornata di ritorno del girone D del campionato di eccellenza, risultati che hanno visto la vittoria del New Modica 5-3 con l'Atletico Scicli, 3-1 del Caltagirone contro la Barrese, vittoria importante, fondamentale per la matematica certezza del Ragusa nei confronti del Don Bosco 2000, 2-1, vittoria dell'RG contro il Megara Augusta 1-0, New Pozzallo batte Floridia 2-0, la partita tra Real Siracusa Belvedere è stata sospesa con lo Sporting Eubea, non ne conosciamo i motivi, sicuramente la posta in palio era altissima, mi auguro solo che non sia successo nulla di grave. Sporting Priolo batte Frigentini 1-0, ha riposato l'Enna. Guardiamola questa classifica, ancora una volta confermiamo la stagione fondamentale e straordinaria della squadra del Ragusa, guidata con mano ferma da mister Raciti, 66 punti per il Ragusa, matematicamente vittorioso nel girone D del campionato di promozione, 58 per il Real Siracusa Belvedere, 50 per l'Enna, 46 Sporting Eubea insieme allo Sporting Priolo, 45 per il New Pozzallo, 43 Caltagirone, 36 per il New Modica, 31 per RG e Megara Augusta, 27 Frigentini, 26 Floridia, 25 Atletico Scicli, 20 Don Bosco 2000, chiude la classifica Barrese con 9 punti. Ho qualche minuto, battuta su Ragusa, iniziamo con Stefano, beh che dire, strameritato. Strameritato perché anche qui c'è stata una programmazione, voglia di vincere, una grande piazza, il direttore ha lavorato bene, il mister ha fatto il suo dovere, i giocatori anche, quindi ricordiamo, ripeto, non è mai facile vincere, quindi farlo è sempre importante. A parole si vincono tanti campionati, poi bisogna giocarli, no? Sì, anche tu penso che sarai d'accordo. Devi vincerli giocando. Aggiungo che oltre alla programmazione ci deve essere la competenza. E in Santo Palma e in D'Amico questo riscontro c'è. Certo, ecco che i risultati poi vengono. È vero, è vero, è vero. Complimenti dunque a Ragusa, un in bocca al lupo per il proseguo della prossima stagione, perché secondo me sono state già buttate le basi per una straordinaria annata anche la prossima, dove sicuramente la piazza di Ragusa vorrà essere protagonista. Quindi salutiamo, abbracciamo tutti i tifosi di Ragusa che ci seguono da tanto tempo e auguriamo a loro un in bocca al lupo. Adesso via con i festeggiamenti perché c'è questa matematica certezza. Voglio ricordare a questo punto un appuntamento importante, quello che si svolgerà proprio nella settimana di Pasqua a Enna. Possono già partire alcune immagini nel frattempo per stimolare anche la voglia di trascorrere le vacanze pasquali in una bella piazza come quella di Enna. Perché vi voglio ricordare la piazza di Enna? Oltre naturalmente per la settimana santa, anche e soprattutto per un torneo di calcio che si svolgerà a partire dal 17 di aprile.
le telecamere di penalty saranno presenti per raccontare questa bella manifestazione sportiva tutta giovanile, perché insomma quando si parla di calcio giovanile, qui Sirio me lo può confermare, fa sempre piacere vedere tornei dove c'è aggregazione, dove c'è voglia anche di vincere, ma in una maniera sportiva che non fa parte sicuramente nel linguaggio dei dilettanti, ma fa parte soltanto nel linguaggio giovanile, e tu che sei un allenatore sicuramente me lo puoi confermare. Confermo tutto e confermo anche che ci sono due linguaggi totalmente differenti. Vero, vero, c'è più sofferenza. Eccolo qua, l'8º torneo nazionale di calcio giovanile, a 5 categoria primi calci e a 7 anche la categoria pulcini, quindi città di Enna dal 17 al 20 aprile. Vi aspettiamo, anche perché insomma racconteremo con le telecamere di penalty questa bellissima manifestazione. Volto pagina, perché adesso devo parlare del campionato di prima categoria. Anche qui insomma qualche risultato che stoppa possibilmente la vittoria finale di qualche squadra in prospettiva promozione, mentre invece possiamo già confermare che Sciacca ritorna a vivere atmosfere molto più importanti, dato che adesso con questa partita che ha disputato in casa vincendo 4-0 contro il Valderice ha proiettato la squadra di Sciacca matematicamente al campionato di promozione per la prossima stagione. Guardiamo i risultati in maniera molto spicciola. Vittoria del Real Melfi 2-0 contro il Colomba Bianca, vittoria soprattutto appunto dell'Unitas Sciacca 4-0 contro il Valderice, e voglio anche ricordare la squadra del Palermo Calcio Popolare che ha pareggiato 1-1 con la Mazzarese .2. Guardiamo questa classifica, la matematica certezza dell'Unitas Sciacca con questa vittoria, 53 punti contro i 42 del Palermo Calcio Popolare, 41 per Resuttana e Città di San Vito Lo Capo, 40 punti per il Città di Carini con il Fulgatore, e poi via via tutte le altre squadre. Proseguiamo sempre di prima categoria, parliamo adesso del girone D, girone importantissimo perché insomma finalmente questo Valdinisi rullo compressore con questa vittoria sonante matematicamente raggiunge il campionato di promozione. Guardiamo i risultati, rimaniamo appunto con il Città di Calatabbiano che vince fuori casa contro la squadra dello Zafferana, 6-2 del Valdinisi contro il Saponara, e poi soprattutto questa vittoria 6-0 dell'Atletico Messina contro il Santa Domenica Vittoria. Guardiamo adesso la classifica e ci rendiamo conto che effettivamente il Valdinisi quest'anno ha dimostrato di avere una forza impressionante. Pensate un po', tutte vittorie, solo una sconfitta, e mancano ancora 3 giornate alla fine del campionato. Valdinisi con 66 punti, 55 per l'Atletico Messina, 47 per il Città di Calatabbiano, 35 per il Promende, 33 per la Juvelina, 31 per lo Zafferana, e poi via via tutte le altre. Gustiamoci questa bella vittoria del Valdinisi e soprattutto vedremo anche alcune immagini di festa. Appuntamento con la storia al comunale Nizza di Sicilia, amici della Wisport, e noi non potevamo mancare perché Valdinisi Saponara può valere l'accesso al campionato di promozione per la formazione di mister Giacomo Parisi. Un campionato incredibile, una stagione da incorniciare, un percorso praticamente senza ostacoli perché il Valdinisi con 63 punti in classifica è ovviamente la capolista di questo girone di 21 vittorie, 0 pareggi e appena una sconfitta. Ovviamente area di festa al comunale di Nizza quando i giocatori porgono un saluto al compianto ex presidente Mario Minodi. Ma siamo partiti col film del primo tempo. Secondo minuto Sterantino cerca spazio sulla sinistra, mette dentro dove c'è Briguglio che stoppa, va il tentativo deviato in calcio d'angolo e partita fortissimo la Valdinisi al 7º. Gartey stoppa il pallone, fa partire questo destro, non si fida Parisi che lo smanaccia e allontana il pericolo. 8º minuto, attacca dalla destra la formazione di mister Parisi con lo Giudice che mette dentro il pallone, la traversa colpita con il colpo di testa da Principato. Al 10º calcio di punizione per il numero 10 Tavilla, mette il pallone sul secondo palo dove si avventa il difensore con Don Riposo che però la alza sopra la traversa da ottima posizione. Il numero 5 si dispera, ma c'è stata anche una deviazione difensiva a evitare il vantaggio della Valdinisi. Dall'altra parte invece Sindoni recupera il pallone e ci vuole l'uscita del miglior portiere di questo campionato, Simoni. È un fuoco di paglia perché si attiva finalmente Principato che con una finta salta l'avversario e deposita un sinistro potente alle spalle di Parisi che può solo deviarla. La Valdinisi si porta in vantaggio al 27esimo con il proprio numero 9.
Passiamo però al 32esimo, perché prova a reagire il Saponara. C'è un calcio d'angolo sul primo palo, gira Pirrone di poco alto sopra la traversa, per poco non trova il pareggio la formazione di mister Scibiglia. Dall'altra parte però siamo al 36esimo, il pallone dentro, ci prova così e trova il gol Tavilla, 2-0, probabilmente anche un'ultima deviazione di un difensore del Saponara, ma la Valdinisi allo scadere, all'ultima chance della prima frazione, ha raddoppiato e ha messo al sicuro i 3 punti che varranno la promozione. 56esimo, Grosso attacca per il Saponara, ancora Grosso in area di rigore, va col mancino che viene sporcato e batte Simoni, che beffa per l'estremo difensore del Valdinisi su questo sinistro del numero 11, un tocco di un difensore. Il Saponara prova a rientrare in partita, attenzione perché al 59esimo però viene esteso in area di rigore da Villa. Il direttore di gara Fragala non ha dubbi e indica il dischetto. Serviranno 2 tentativi alla Valdinisi per cercare il gol del possibile 3-1, ma arriva con Capitan Brigoglio che spiazza Parisi e porta sul +2 la Valdinisi. Anche lui sul tabellino dei marcatori, può esplodere definitivamente la festa al comunale Nizza di Sicilia. La Valdinisi è praticamente a un passo, nemmeno a dirlo, a un soffio dalla vittoria del campionato. Il pallone dentro, ancora un gol e Tavilla che su assist di Brigoglio trova anche il 4-1, doppietta per il numero 10, ancora una volta verso le tribune. Nel frattempo è entrato sul terreno di gioco anche Triolo. Dall'altra parte però si attiva in un attimo il Saponara con il neoentrato Gulli, che si toglie la soddisfazione di segnare su un campo difficile come quello di Nizza di Sicilia. E allora il Saponara che si riporta nuovamente a -2 dal 62esimo al 66esimo, però si prende la scena uno dei neoentrati di mister Parisi e Mento, perché riceve il pallone qui col mancino, fa partire una traiettoria incredibile, ma dove l'ha messa Mento? 5-2 per la Valdinisi. Adesso è una girandola di gol ed emozioni, si sono un po' persi gli equilibri in campo e il numero 15 ne ha approfittato, probabilmente azione viziata da posizione di fuorigioco. Cross ancora per Mento, che col mancino trova il secondo gol nel giro di 4 minuti e trova il 6-2, ancora in gol i padroni di casa. Adesso +4, è già partita la festa incontrollabile, è arrivato il momento di festeggiare. Triplice fischio al comunale di Nizza, la Valdinisi conquista la promozione vincendo per 6-2 contro il Saponara, annichilendo letteralmente il girone D di prima categoria. I complimenti alla formazione di mister Parisi, che ha strameritato la promozione, cannibalizzando letteralmente ogni avversario trovato nella sua strada. Un cordiale saluto da Antonio Caroè, che vi rimanda come sempre alla prossima e vi lascia alla festa della Valdinisi. La grande festa della Valdinisi, battuta con i nostri ospiti. Sono contento perché finalmente, insomma, hanno coronato un sogno l'anno scorso frantumato dallo spareggio playoff perso contro l'Aci San Filippo, e tu insomma ne sai qualcosa, Stefano, no? Perché eri con l'Aci San Filippo la scorsa stagione. I portieri proprio lì ad Aci San Filippo e abbiamo vinto contro il Valdinisi questo scontro playoff. Mi dispiace per loro l'anno scorso, ma oggi sei contento per oggi? Oggi non ci sarebbe la Cicatena e non ci sarebbe questa grande promozione della Cicatena. È vero. L'hanno vinto l'anno dopo, va bene così. Senti Sirio, Nizza di Sicilia, piccolo centro, si vive di calcio, di emozioni. Certamente il Valdinisi ha buttato le basi per una prossima stagione di grande qualità. Problema del campo che ormai, come tutti ben sanno, è diventato fondamentale per tutti. Purtroppo le strutture sono una delle tante pecche che in Sicilia, ahimè, sono all'ordine del giorno. Chissà se mai potremmo parlare solo di calcio giocato e non di calcio legato a strutture che purtroppo sono quelle che sono, come dici bene, serio. È vero. Perché le strutture sono alla base anche della crescita dei settori giovanili. È vero. Infatti i ragazzini amano giocare a pallone soprattutto in un terreno di gioco, dicasi terreno di gioco. Per questo molte scuole calcio lavorano in campi più piccoli, proprio perché c'è il sintetico ed è più facile, insomma, cercare di insegnare calcio.
anche se insegnare calcio, e tu me lo insegni, è sempre molto difficile. Guardiamoci la vittoria sonante dell'Atletico Messina, che per molte settimane ha cercato di strappare il primato al Valdinisi, addirittura ha anche vinto lo scontro diretto, ma non è stato sufficiente. Adesso è secondo in classifica, con buone possibilità addirittura di arrivare anch'esso al campionato di promozione, tranne se il Città di Calatabbiano non si fa troppo distaccare di 10 punti. Guardiamo la vittoria sonante 6-0 contro una squadra un po' in disarmo, il Santa Domenica Vittoria. Despar Stadium di Bisconte, 23esima giornata del campionato di prima categoria siciliana per il girone C. Il Santa Domenica di Vittoria faceva visita a un Atletico Messina reduce dalla vittoria al Nicola Bonanno dell'Annunziata per 2-0 sulla juvenile. Le marcature di Soué e Insana hanno permesso ai biancazzurri di salire a quota 52 punti in classifica, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e sole 2 sconfitte. Di contro un Santa Domenica che non ha più nulla da chiedere a questo campionato e si presenta in appena 11 elementi al Despar. Siamo già al film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Andrea Stagni, dove appena un giro di lancetta e recupero palla di Insana, tocco di suola di Soué che scarta anche Sparta Soué e fa 10 in stagione, 9 in campionato più 1 in Coppa ancora. Usman Soué dopo appena un minuto porta in vantaggio l'Atletico Messina che non risulta sazio e al nono di gioco si presenta ancora una volta in avanti, sempre un'azione sviluppata dal binario destro con Soué lanciato in porta da Bonanno. Dirige l'assist per il compagno De Tommasi, stop mancino e tentativo che termina alto sulla trasversale, recupero palla repentino allora di Soué che si può involare verso la porta avversaria, assistere Marco Libro a Libro a tu per tu con Spartà, raddoppio dell'Atletico Messina al 25esimo. Si gioca sul velluto al Despar Stadium, la rete di Marco Libro, la 7ª in campionato, che ritrova il suo posto da titolare nell'11 di Mister Naccari, che ora può dare minutaggio a tutti i propri effettivi, gettando nella mischia anche Nazareno Gualberti per Claudio Lonosto quando c'è ancora un'offensiva dell'Atletico Messina con la palla recuperata da Libro, servita per Soué sterzata, manda al bar il diretto avversario. Soué è già doppietta al 32esimo di Usman Soué. Una formazione totalmente in balia delle offensive dell'Atletico Messina, quella del Santa Domenica. Termina così la prima frazione di gioco. Siamo già con le nostre immagini al film e la ripresa che si apre con l'ingresso di Naele Naccari al posto di Edoardo Bonsignore, con Cenci che arretra sulla linea dei difensori, assist di Gualberti per De Tommasi che a sua volta serve il pallone al Libro, porta sguarnita e immediato poker calato dall'Atletico Messina che non è sazio, questa volta è Naccari a mandare in porta De Tommasi col pallonetto, ci mette il punto esclamativo per il poker dell'Atletico Messina, Michele De Tommasi. Sparta può solo raccogliere il pallone in fondo al sacco quando ci prova per la prima volta a impensierire la porta di un inoperoso sin qui Merlino. Il tentativo ad opera di Antonino D'Amico termina però l'arco, dall'altro lato è Libro che punta il diretto avversario. Libro serve il pallone dentro per l'inserimento di Naccari, in qualche modo con la nuca, in maniera un po' sporca, sigla il suo primo gol in biancazzurro e va ad abbracciare il proprio tecnico e padre. Non c'è più tempo al Despar Stadium, triplice fischio il direttore di gara russo. L'Atletico Messina fa di un sol boccone il Santa Domenica di Vittoria, termina per 6-0. Le doppiette di Soué e di Libro e le reti di De Tommasi e Naccari permettono ai ragazzi del presidente Barbera di salire a quota 55 punti in classifica, attesi nella prossima uscita dalla trasferta sul campo del Saponara. Ancora complimenti alla Valdinisi, adesso voltiamo pagina, parliamo del girone E, sempre del campionato di prima categoria. I risultati sono abbastanza eclatanti, positivi soprattutto per le squadre di testa. Belpasso FC che perde a Francofonte 4-1, Russo Sebastiano batte Calciogiarre 2-1, Calcio Belpasso batte Leo Soccer 1-0, Villaggio Sant'Agata 6-1 con il Mascalucia, vittoria importante della Nisiana fuori casa a Militello Val di Catania per 3-1, vittoria importantissima anche per il Palagonia 3-2 contro il Città di Catania, mentre invece l'Aci Bonaccorso ha battuto il Santa Lucia per 3-0. Guardando la classifica c'è un'ulteriore conferma del Palagonia, tra poco materialmente anche prossimo alla promozione, 56 punti, 46 per la Nisiana, 45 per la Russo Sebastiano, 43 per il Villaggio Sant'Agata, 38 per l'Aci Bonaccorso, 37 per Belpasso FC. E chiudiamo
ancora una volta con un altro girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone F, dove il testa a testa tra Città di Comiso e il Chiaramonte continua. Guardando i risultati, il Chiaramonte addirittura ha perso in casa dello Scicli per 1-0, mentre il Città di Comiso è andato a vincere a Portopalo per 2-1. Guardiamo la classifica e confermiamo appunto che il duello tra Chiaramonte e Città di Comiso continua ancora, con 49 punti, sono in testa in questo girone F del campionato di prima categoria, 42 per il Noto, 37 per Scicli, 36 Mazzarone, 31 Portopalo, Ferla 30 punti e poi via via tutte le altre. Volto pagina, perché dopo la prima categoria voglio parlare di beach soccer. Come tutti ben sanno, insomma, è uno sport sempre in ascesa. La Catania Domus Bet, come tutti ben sanno, è vice campione mondiale, disputando un mondiale in Russia bellissimo, ha perso in finale proprio a pochi istanti dalla fine. Abbiamo qui l'allenatore del Palazzolo Beach Soccer, ovvero Sirio Silvestri. Che stagione sarà la vostra in società? So che avete, insomma, preparato un obiettivo fondamentale, quello di ben figurare in uno dei 2 gironi del campionato di Serie A, che tra poco andremo a spiegare. Però prima parlaci della tua società e dei vostri obiettivi. Abbiamo anche un giocatore. Avete anche un giocatore che non ha ingaggiato questa sera, perché sottolineiamola questa cosa. Era già stato definito che, insomma, Caruso sarà il portiere, non dico titolare, questo il mister deciderà, il portiere del Palazzolo Beach Soccer. Nel beach, a proposito di ciò, c'è una gestione nei 3 tempi. Quindi è più facile che, insomma, qualche portiere non è sia dei detto... quartetti, quindi giocatori in movimento, che dei portieri. Sì. Detto ciò, la stagione che verrà per questo beach soccer, che comunque di anno in anno cresce e di anno in anno comunque coinvolge tanti ragazzi, perché è uno sport che comunque piace, è un diversivo per l'estate, un divertimento per chi vuole praticare questo sport. È bello a vedersi, però è anche vero che dal punto di vista atletico ci vuole una preparazione che è da folli, cioè non è perché uno gioca sulla sabbia, e invece bisogna essere proprio preparati per farlo. Dal punto di vista energetico la sabbia assorbe tantissimo, pertanto ci vuole una preparazione che noi cominceremo i primi di maggio, perché dal 22 al 26 saremo impegnati ad Alghero per la Coppa Italia, per poi sviluppare, le tappe si svilupperanno a giugno dal 14 al 16, a luglio dal 12 al 14, ad agosto dal 2 al 4 agosto, per poi arrivare nelle fasi finali a Catania dall'8 al 12. Bene, insomma sarà un'estate intensa, ancora una volta Catania, capitale del beach soccer. Capitale, hai detto bene, perché ci sarà anche una tappa delle qualificazioni mondiali, quindi della nazionale. La nazionale italiana sarà qui a Catania. Che campagna acquisti avete fatto a Palazzolo? Abbiamo fatto una campagna acquisti importante per il tipo di girone che andremo ad affrontare. Qualche nazionale ci sarà sicuro, no? Nazionali no, però nazionali diciamo stranieri. Sì, abbiamo qualche altra nazione. Abbiamo investito su 2 extracomunitari, 2 brasiliani, un brasiliano che già la nazionale l'ha assaporata, un ragazzo emergente che sentiremo parlare di lui, e un nazionale spagnolo che ci darà una grossissima mano. Sono in contento. Più un po' di giocatori locali. Giocatori locali che comunque fanno beach da tanto tempo. C'è la conferma di Sciacca? Sciacca purtroppo è andato al Catania. Ai. Va bene, ci può anche stare, dai. Sì, vabbè, una visibilità diversa, Chiaro. ma non vuol dire che noi siamo meno in questo. E poi insomma c'è l'arrivo anche di Stefano, no? Questa esperienza del beach è la prima volta? Il 10° anno. Ah, addirittura, quindi sono io che non sono informato, quindi confermi la voglia di continuare a giocare anche d'estate? Sì, è uno sport che mi piace, poi ti fa tenere anche allenato,
Ma gli allenamenti sono più difficili, credo, no? È uno sport completamente a sé. Bisogna preparare la forza esplosiva sulle gambe. I rimbalzi, è un po' particolare come preparazione. Insomma, è uno sport che sembrerebbe facile sulla carta, ma è facile quando hai 11 anni, 12 anni, perché ti diverti appunto andando al mare, giocando sulla spiaggia a pallone, ma se lo fai a questi livelli devi essere super allenato. Abbiamo una schermata, Sirio, che riguarda appunto la dislocazione di questi due famosi gironi. Quindi c'è il girone detto Elite e poi c'è il girone promozione. Quindi nella pool scudetto abbiamo il Catania Beach Soccer, poi abbiamo la San Benedettese, il Viareggio, il Terracina, il Pisa, la Lazio, l'Ecosystem Catanzaro, il Canalicchio, il Napoli ed infine anche appunto lo Sporting Palazzolo Beach Soccer. Sarà insomma importante tenere il passo anche delle grandi, perché so che se ne classificano 7 in prospettiva Final 8. 7 della Pol Scudetto più la prima della Pol Promozione. Ho capito. Le 8 squadre saranno protagoniste a Catania, come detto, dall'8 al 12 agosto per giocarsi le fasi finali. Chi è la squadra favorita di questa Pol Scudetto? Il Catania si trova primo come ranking. Sì, d'altra parte vice campione del mondo, campione uscente anche. L'anno scorso ha fatto il bipleta, no? Ha vinto sia la Coppa Italia che lo Scudetto. Pertanto sarà la squadra da battere. Anche perché non soltanto da parte vostra, esatto, che sarà insomma, da battere per tutte le altre partecipanti. Sarà un girone tosto perché comunque ci sono squadre per tradizione come la San Benedettese, il Viareggio, il Terracina, che sono molto, molto attrezzate. Diciamo l'obiettivo? Andare nella Final 8? L'obiettivo nostro è entrare, avere il piacere di giocarci le finali a Catania. E quali saranno le squadre che insomma pensate che siano inferiori a voi attualmente sulla carta? L'inferiorità te la dà la mancanza di programmazione e di lavoro. Voi ce l'avete, quindi vuol dire che siete ottimisti. Noi ci prepariamo e ci prepareremo per arrivare in finale. Bene, allora noi vi auguriamo buon lavoro, perché adesso a maggio inizia la preparazione dedicata appunto al beach soccer. Sarà una lunga stagione estiva. Una battuta, 10 secondi per parlare invece della tua Catane allievi regionali che insomma andrà a giocarsi le finali. Sì, noi disputeremo l'ultima partita domenica contro la Ragazzini, basta poco per chiudere il campionato. È un gruppo importantissimo, perché l'anno scorso con i due giovanissimi sei arrivato in finale, giovanissime regionali. Quindi lo stesso gruppo te lo sei portato negli allievi? L'80% del roster sta giocando, sono tutti 2003 e stanno facendo un campionato sotto età. Risposta secca, se dovessi fare una scelta in questo momento tra il beach soccer e la tua Catania giovanile, la tua Catane giovanile? Ma io spero, perché mi conosco, per come lavoro, spero di portare a compimento entrambi i progetti. È una risposta saggia, Allora noi ti auguriamo chiaramente un grande in bocca al lupo per l'inizio della tua stagione e anche la parte finale della stagione giovanile. Grazie a Sirio Silvestri. Voglio salutare anche Stefano Caruso, vittorioso oggi a Giarre contro il Giarre. Il suo Atletico Catania ha ben figurato in questa seconda parte di stagione. A questo punto rimarrai anche lì la prossima stagione. Insomma, credo che ci sia un progetto importante. Il presidente l'ha già detto. L'ha già detto? Suppongo di sì. Suppongo di sì e spero che questa volta l'Atletico Catania possa iniziare nel migliore dei modi e con una programmazione importante. E noi ce l'auguriamo, insomma io ho un passato con l'Atletico, quindi per me essere anche un po' tifoso mi piace sotto questo punto di vista. Chiudiamo la puntata odierna di Penalty, puntata numero 20, vi ricordiamo che siamo in diretta su Gold 78 ogni domenica a partire dalle ore 19, siamo in replica anche il lunedì alle 23:30, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Tortorici Ettore e di Penalty e siamo anche in diretta streaming su www.telerent.net. Come al solito ringrazio in regia Andrea Salerno, la parte tecnica curata da Roberto Di Marco, un ringraziamento particolare anche a Mirko Leonardi di Prima TV. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, per essere esatti la puntata numero 21 domenica prossima con il big match del campionato di eccellenza tra Marina di Ragusa e un ritrovato Palazzolo. Adesso vi lasciamo
lasciamo comunque anche con la nuova puntata della Champions Story. Arrivederci a tutti.